morte e 4 feriti è il tragico bilancio dello scontro frontale avvenuto in mattinata a Pegolotte di Cona. A perdere la vita un ragazzo di 20 anni di Piave di Sacco, Marco Coletta. Raddoppia il numero delle telecamere in città, in arrivo 123 nuovi impianti per la videosorveglianza. Il piano del sindaco Brugnaro ne prevede 500 gestite da un'unica sala operativa. Il palazzo dello spaccio dell'illegalità tra degrado sociale e indifferenza della politica a Marghera. I residenti esasperati hanno chiesto aiuto ad Antenna 3. Probabile la mano di un piromane dietro l'inquietante episodio avvenuto stanotte a Pianiga. In fiamme 2 furgoni e una Panda metano. I pompieri impediscono l'esplosione. Gli argini del Marzenego rischiano di cedere in caso di maltempo. L'allarme lanciato dalle associazioni che hanno manifestato a Mestre per chiedere l'intervento della Regione. Nuova pista ciclabile in arrivo in Viale San Marco. L'intervento metterà fine all'attuale situazione di pericolo per i ciclisti di fronte all'ex scuola media Manuzio. Il nuovo parcheggio riservato a vigili e auto blu sul retro del municipio di Mestre blocca le vie di fuga in caso di incendio. La denuncia del consigliere grillino Davide Scano. I titoli dell'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il tragico incidente che si è consumato questa mattina a Pegolotte di Cona. Il bilancio parla di un morto e 4 feriti, a perdere la vita un ragazzo di appena 20 anni, padovano di Piave di Sacco, ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Il prossimo 13 agosto avrebbe compiuto 21 anni. Terribile lo schianto in cui ha perso la vita e sono rimaste ferite altre 4 persone verso le 11:30 di oggi lungo la regionale 516 a Pegolotte, a pochissimi chilometri dal centro. Marco Coletta viaggiava da solo a bordo della sua Seat Ibiza quando, per causa del vaglio dei carabinieri di Cavarzere, si è scontrato mortalmente con un furgone Ducato con 2 persone a bordo. Mezzo quest'ultimo che ha terminato la sua corsa finendo al centro della carreggiata e contro il quale sembra sia finito un terzo veicolo a bordo del quale viaggiavano 2 ragazze. Ad avere la peggio, come già detto, il giovane Marco, morto sul colpo dopo lo scontro frontale con il furgone, inutile per lui ogni tipo di soccorso. Nell'impatto violentissimo i 2 mezzi coinvolti sarebbero letteralmente volati fuori dalla carreggiata, finendo in 1000 pezzi nella vicina vegetazione a bordo strada. Una scena agghiacciante quella presentatasi ai soccorritori con il personale del SUEM, i vigili del fuoco di Mestre giunti con l'autogru e di Cavarzere. Ripercussioni al traffico con la strada chiusa per ore per permettere i rilievi con la dinamica ancora da chiarirsi. La vittima del sinistro, Marco Coletta, era di Piave di Sacco e aveva studiato all'Ipsia Guglielmo Marconi di Cavarzere. Feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita, i 2 occupanti il Ducato, il conducente portato a Piave di Sacco, ricoverata invece a Chioggia la 53enne di Selvazzano che era a bordo con lui. Le altre 2 ragazze si sarebbero recate al pronto soccorso con la propria auto. E parliamo adesso di sicurezza. Sono 123 le nuove telecamere per la videosorveglianza che saranno installate in tutto il comune di Venezia. Un piano imponente che rappresenta però solo un tassello del più ampio sistema di controllo previsto dal sindaco Luigi Brugnaro. Centinaia di occhi elettronici puntati su ogni angolo del comune di Venezia e tutte le immagini pronte a confluire in tempo reale in un unico luogo. La Giunta Comunale ha approvato su proposta del sindaco Luigi Brugnaro il progetto di estensione del sistema di videosorveglianza che porterà a raddoppiare il numero di telecamere già presenti in città. Noi abbiamo oggi attive un sistema di complessive 166 telecamere e assorbendo quelle già esistenti di AVM che sono collegate nei vari imbarcaderi, Venezia eccetera eccetera, oltre a delle nuove telecamere che andremo a mettere, raggiungeremo circa un totale di 500 telecamere. Questo ci consentirà dal Lido sino alle zone più remote, come molti dicono, di Zelarino, di Terraglio e via dicendo, insomma, di rispondere efficacemente a quella che è l'esigenza in materia di sicurezza urbana. Il progetto prevede dunque l'acquisizione delle immagini delle 52 telecamere già presenti in parcheggi, biglietterie, fermate ed approdi del trasporto pubblico locale. I nuovi impianti verranno invece posizionati in 2 momenti successivi.
Il primo macrogruppo prevede una spesa di circa 500.000 euro e vedrà 38 nuove telecamere, di cui 15 nella zona tra via Piave, via Cappuccina e i sottopassi ferroviari che collegano Mestre a Marghera. Il secondo lotto attingerà ad altre fonti di finanziamento per un totale di 1.131.000 euro e prevede 85 ulteriori impianti sia in laguna che in terraferma. Tutti saranno gestiti da remoto nella prevista sala operativa. Quella che sarà la futura Smart Control Room è una grande centrale operativa che raccoglie appunto tutto questo impianto e che estenderà con questo protocollo che si è costituito anche a quello che è il corpo della Guardia di Finanza e al suo M118. Questo per rispondere non solo in materia di attività repressiva come molti possono pensare, ma in attività preventiva da un lato e anche di emergenza sanitaria. Tutte le fasi del progetto dovrebbero essere completate entro l'autunno 2019, facendo di Venezia la prima città in Veneto a dotarsi di un sistema di videosorveglianza capillare di altissimo livello tecnologico e gestito in modo centralizzato. E siamo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, con il palazzo dello spaccio e dell'illegalità, specchio di un degrado sociale e dell'indifferenza della politica cittadina. Siamo a Marghera, a 2 passi dal centro. I residenti esasperati hanno chiesto l'intervento della nostra emittente. Abbiamo però nel contesto una o due situazioni che sono veramente degradate al massimo livello. Dietro questi teloni si nasconde chi ha occupato abusivamente questo giardino e dove, a detta dei residenti, vivrebbero delinquenti, spacciatori e prostitute, tra tendopoli, sporcizia, con un odore tanto disgustoso che prende anche noi allo stomaco, sebbene siamo fuori. Il Palazzo del Degrado si affaccia a 2 passi da Piazza del Municipio, lungo la centrale via Calli per circumnavigare lungo via Canestrini prima e via Chiesa poi. Siamo a Marghera, dove questo palazzo di proprietà dell'Ater racconta di una zona depressa, specchio del pesante degrado sociale. Qui tutto è abbandonato, al pari dei suoi abitanti, dove, se si è proprietari, viene ridipinta la facciata della struttura. Diversamente la si lascia nell'abbandono, che pare di stare a Gerico, in Palestina, tra barriere di filo spinato e garage illegali fatti con l'Eternit. Ma qui non ci sono stati bombardamenti né rappresaglie, se non quelle silenti di certa politica, dove alla burocrazia si aggiunge la disattenzione di chi non monitora il territorio. Per cui ci sarà sicuramente anche la possibilità che ci siano dei rischi. Qualche giorno fa c'erano i pompieri perché c'è stata una fuga di monossido di carbonio, quindi posso pensare che dentro non abbiano mai fatto niente. Dentro come fuori, tra pezzi di palazzo che cedono all'indifferenza, appartamenti chiusi da 30 anni e ben 2 piani senza gas per via degli inquilini morosi. Erba alta oltre 1 metro, posti per disabili non fruiti da decenni, è meglio mettere i cartelli pavimentazione dissestata piuttosto che riparare strade groviera. Deve essere ripristinato un minimo di dignità per quelli che ci abitano e per il circondario, perché non è mica giusto che uno esca di casa e creda di abitare nella casba magrebina. Fermato a Mestre un pusher in possesso di diverse dosi di cocaina pronta per essere venduta. Si tratta di un tunisino già tornato in libertà. Quel concitato via vai di gente e cose attorno al parco di via Cappuccina e a quella persona che faceva la spola lungo la strada aveva insospettito i finanzieri di Marghera. Dopo un lungo inseguimento a piedi, al controllo il pusher è risultato essere un 31enne tunisino, senza fissa dimora e senza occupazione, che aveva dato agli uomini delle Fiamme Gialle anche delle false generalità, dicendo di essere un algerino irregolare nel territorio. Nel corso della perquisizione i finanzieri hanno trovato nelle tasche dello spacciatore denaro contante e nascoste in un vicino cespuglio ben 11 dosi di cocaina già pronta per lo spaccio. Il pusher tunisino, fermato martedì scorso, mercoledì mattina è stato processato per direttissima, patteggiando 9 mesi di reclusione e tornando già in libertà. Da inizio anno 73 i pusher arrestati o denunciati dalla finanza, sequestrati più di 2 kg di droga, 53 le persone segnalate alla prefettura come assuntrici di sostanze stupefacenti. Probabile la mano di un piromane dietro l'inquietante episodio avvenuto la scorsa notte a Pianiga.
Fiamme nel cuore della notte a Mellaredo di Pianiga. A bruciare 2 furgoni e una Fiat Panda parcheggiate dalla sera prima. La chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è arrivata poco dopo le 2. I pompieri sono accorsi da Mira, Mestre e Padova insieme ai volontari di Milano. Particolarmente delicate le operazioni sull'auto, alimentata a metano, si temeva l'esplosione del serbatoio che per fortuna non è avvenuta. Per spegnere completamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona sono occorse circa 2 ore, al termine delle quali i mezzi erano completamente distrutti. In mattinata è scattato il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Sull'episodio indagano i carabinieri che ritengono probabile l'ipotesi dolosa. Decisamente meno inquietante quanto accaduto a Stra intorno alle 9:30 del mattino. Ancora una volta a prendere fuoco è stato un furgone, ma in questo caso per un banale problema elettromeccanico. Il conducente stava percorrendo via Fossolovara quando ha sentito un calore anomalo provenire dalla pedaliera, ha accostato ed è sceso dal mezzo, notando fumo e fiamme provenire dal vano motore del Fiat Ducato. I pompieri arrivati da Padova hanno spento l'incendio che ha bruciato in maniera irrimediabile la parte anteriore del furgone. Inaspettato tuffo dal vaporetto oggi davanti alla baia del Re a Venezia. È successo in mattinata in fondamento a Sacca San Girolamo. Un ragazzo sembra si sia tuffato volontariamente dal battello della linea 3 in transito verso Murano. Forse una scommessa persa, forse una bravata o semplicemente una distrazione per farsi un autoscatto, il famoso selfie, non si sa ancora esattamente. Fatto sta che il ragazzo è stato subito soccorso da un natante che transitava nelle vicinanze. Immediato anche l'arrivo di un'idroambulanza partita dal civile. A parte il refrigerante bagno in laguna, in questa torrida ultima mattinata del mese di giugno, il protagonista di questa curiosa e strana vicenda non sembra abbia riportato lesioni né ferite di alcun tipo. Voltiamo pagina. Da anni, in attesa di lavori di manutenzione che non vengono svolti, gli argini del Marzenego e dell'Osellino rischiano di cedere in caso di forte maltempo. L'allarme arriva dalle associazioni cittadine che hanno organizzato un sit-in lungo la riva. Vediamo. Centinaia di mestrini hanno manifestato in mattinata in Riviera Marco Polo per chiedere al governatore Luca Zaia e alla giunta regionale di erogare i previsti finanziamenti per la bonifica e la manutenzione del fiume Marzenego-Osellino, i cui argini sono da tempo abbandonati all'incuria e al degrado. Le frane, che ormai possono contare un centinaio di frane lungo gli argini, stanno compromettendo la stabilità dell'argine stesso e quindi potrebbe essere, in caso di maltempo, come si può verificare, come si verifica periodicamente, questi argini potrebbero cedere. Gli ultimi interventi risalgono ormai ad alcuni decenni fa e la situazione è preoccupante soprattutto dal punto di vista della sicurezza idraulica. Doveva imparare dai veneziani, all'era di Marco Caco, che quando chi metteva i pai, chi metteva i toi da Drio, perché il terreno non doveva scendere, con quei brentane, e il terreno non doveva scampare via. Non è un problema di troppi soldi, si tratta di fare un'attività minima, di mettere a posto gli argini e soprattutto dare spazio alle associazioni e alle cittadinanze, perché c'è una gran voglia della cittadinanza di dare una mano, non tenerla fuori. Dagli anni '80 si attende inoltre il risanamento del fiume dagli inquinanti civili e industriali che hanno portato a un impoverimento dei fondali e delle specie che ci vivevano. Il progetto è già pronto e attende solo i finanziamenti da parte della Regione. Si tratta però di un intervento dai costi piuttosto alti, stimati in circa 27 milioni di euro. Quello che noi chiediamo assieme ai cittadini e a tutte le forze politiche è che ci sia lo spacchettamento dei finanziamenti a questo progetto, lo si finanzi in 2 o 3 anni, cominciando quindi per tranche e dando avvio ovviamente dalla parte centrale della città per arrivare alla foce. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, nuova pista ciclabile in arrivo in Viale San Marco. L'intervento metterà fine all'attuale situazione di pericolo. Novità nella viabilità del tratto iniziale di Viale San Marco di fronte al cantiere dell'ex scuola Manuzio. La Giunta Comunale ha approvato una delibera che modifica l'accordo con i nuovi proprietari dell'immobile.
Il vantaggio di questa delibera è che agiremo nella parte dello scoperto principalmente dell'ex scuola Manunzio, dove andremo ad allargare il marciapiede in prossimità della fermata del tram, ora molto stretto, e daremo proseguimento alla pista ciclabile proprio fronte al cantiere. Si risolveranno così gli annosi problemi del punto più stretto di Viale San Marco, dove i ciclisti sono attualmente costretti a circolare senza protezione in mezzo alla carreggiata, appena sufficiente a ospitare le 2 corsie per il tram. Una situazione di pericolo cui verrà posto fine con l'allungamento della pista ciclabile che arriverà fino all'intersezione con via Zanotto. Oltre ad allargare il marciapiede, proprio per dare maggiore fruibilità e quindi anche commistione tra i pedoni e le biciclette, è stato previsto anche l'inserimento di uno stallo per le biciclette, quindi anche i cittadini, quando dovranno muoversi all'interno di quell'area lì, potranno posteggiare le biciclette in un'area pubblica. Nuova denuncia del consigliere pentastellato Davide Scano sulla presunta violazione di alcune norme di sicurezza da parte dell'amministrazione comunale. Comparso nei giorni scorsi di fronte all'uscita posteriore del municipio di Mestre in via San Girolamo, il nuovo posto auto riservato ai vigili e alle vetture istituzionali suscita le ire del consigliere comunale a 5 Stelle Davide Scano. Per l'amministrazione si tratta semplicemente di regolarizzare una situazione di fatto. Da tempo quell'area è usata come parcheggio soprattutto dalla polizia locale, ma il grillino non la pensa così. Questo posto auto è innanzitutto l'emblema assoluto dell'arroganza quando sale al potere. Il sindaco o chi per lui ha fatto realizzare questo stallo di sosta, ma che è totalmente in contrasto con le norme del codice della strada, ma soprattutto con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la sicurezza antincendio. La piazzola di sosta, nota Scano, è a poco meno di 1 metro da una porta d'accesso al municipio e dal cancello di uscita della scala antincendio, ostruendo di fatto entrambe le vie di fuga in caso di emergenza, in palese violazione della legge. Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento. Io mi chiedo se i dirigenti comunali sappiano leggere queste banali norme o se vogliano veramente incorrere in reati penali come prevede la legge. Chiediamo chi abbia autorizzato questa segnaletica stradale, tuonano i 5 Stelle, e chi sia l'automobilista che evidentemente non può permettersi di parcheggiare a Parco Ponci come tutti i comuni mortali. Per questo motivo abbiamo scritto un'interrogazione, noi del Movimento 5 Stelle insieme ai consiglieri del gruppo misto, interrogazione che è già sopra la scrivania dello Spisal e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Cambiamo argomento, parliamo dell'arte circense che quando esce dal tendone è possibile incontrarla anche per strada e diventa anche un modo per mantenersi sebbene con poche pretese. Vediamo di chi stiamo parlando e chi potremmo conoscere proprio fermi ad un qualsiasi semaforo. Quello è troppo veloce, devo cambiare il semaforo perché è troppo veloce. Facciamo la sua conoscenza così, mentre sprezzante del pericolo, grazie al semaforo rosso ma solo in un senso, nell'altro è verde, si piazza in mezzo alla strada e mostra quello che sa fare, la sua arte circense ma fuori dal tendone. Io farei il pagliaccio, a me va bene, a me mi piace così, ma sì. Perché così la vita è più leggera? Ecco, sì. Lui si chiama Fabien Verger, 35 anni. Io sono francese, ma vivo in Spagna e giro. Ma adesso sono vivendo a Torino. Ha fatto della sua arte il suo mestiere, è così che si guadagna da vivere, chiedendo poi qualche spicciolo o più a seconda della generosità degli automobilisti che incontra fermi al semaforo. E così si deve lavorare, c'era una parte di preparazione anche, ma sì, piano piano. Potreste fare la sua conoscenza anche voi a chissà quale semaforo. Dopo Venezia dove andrai? Dopo a Ljubljana. Dopo dovrò regressare a Genova. Sì. A Genova c'è migliore. Alla costrizione di un posto fisso che nemmeno vuole trovare, almeno al momento, preferisce l'aria aperta e andare in giro per il mondo mostrando quel che sa fare. Il suo sogno? Diventare professionista con il patentino da artista. Dopo faccio la convenzione nazionale di giocoleria in Ungheria. E dietro al sorriso di clown o giocheliere che sia, il consiglio zen che l'arte del buon vivere continua a ripetere così. Di fare lo che vuoi, no? Vuole uno, di fare lo che vuole uno, è più importante, credo, nella vita, credo, perché è corta la vita, allora
deve fare quello che vuole uno, no? Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di domenica 1 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti sui monti del Bellunese, ma in genere senza altre conseguenze. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 18 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 29 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità un po' su tutti i settori, in genere senza fenomeni associati. Cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 22 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo un po' su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 28 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.